Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Di nuovo riprendiamo i nostri seminari di CLIP dall'Università di Udine. Questa volta percorriamo tutta l'Italia in lungo e in largo con il professor Boscati di consueto da Milano e in particolare per oggi abbiamo l'unità tarantina del nostro percorso, unità che coordinata dalla professoressa Riccardi vede l'intervento, oltre che suo, dei professori Garofalo e del dottor Caffio. Allora, passo molto volentieri già la linea al professor Boscati che ci introduce sul tema di oggi. Buon pomeriggio, è con enorme piacere che abbiamo ospiti come relatori del Dipartimento Ionico, Università di Bari, Dipartimento Ionico che ha organizzato magistralmente il nostro convegno nazionale AIDLAS, l'ultimo, sempre bello ricordare le cose belle e ce lo ricordiamo. Ringrazio la professoressa Riccardi, in ordine di locandina, professoressa Riccardi, il professore Garofalo e il dottore Caffio per l'intervento di oggi o per gli interventi di oggi. Il tema riserve, quote di genere e precedenze. Un tema apparentemente di nicchia, ma mi verrebbe a dire il vero tema. Cioè, se io adesso avessi dovuto scegliere un tema da seguire tra tutti quelli di questo bellissimo corso, avrei probabilmente scelto questo, perché questo è quello che presenta i profili di maggiore complessità sul piano organizzativo, sul piano gestionale, sul piano di programmazione e anche sul piano tecnico-giuridico e anche sul piano contenzioso, perché francamente avere la fortuna di tre relatori che capiscono in maniera approfondita di questo tema è veramente una grande ricchezza. Un tema che sicuramente il decreto 80, lo vedremo, ha in parte complicato, non ha sicuramente allentato quelli che sono i vincoli. Io non ho tanto altro da aggiungere perché veramente non vedo l'ora di poter ascoltare i nostri tre relatori per questo tema di estrema importanza. Posso semplicemente dire che ogni tanto, insomma, anche nelle esperienze diciamo non strettamente giuridico-accademico come professore, ma gestionali che ho avuto, ogni tanto arrivava la lettera in cui ti era posto il problema della mancato rispetto alla quota di riserve e tutti cadevamo dall'albero perché insomma era oggettivamente un tema molto molto complesso. Io lascio la parola alla professoressa Riccardi che introduce con una corposa relazione introduttiva al tema e poi così passerà direttamente la parola, direi che direttamente potete passare la parola al professore Garofalo e il professore Garofalo poi a propria volta al dottore Caffio, poi ci rivedremo alla fine per alcune valutazioni di sintesi. Grazie e prego professoressa. Buon pomeriggio a tutti. Prima di iniziare devo ringraziare, ed è veramente un ringraziamento doveroso, i professori Alessandro Boscati e Anna Zilli. Senza di loro non ci sarebbe stato né questo incontro né tutti gli altri di questo ciclo di seminari che costituisce qualcosa di completamente nuovo per la sua articolazione e soprattutto per la sua estensione. Facendo dei conti, siamo partiti in questo primo ciclo con il reclutamento e considerando inquadramento, retribuzione, orario di lavoro, eccetera, eccetera. Se tutto va bene, dovremmo arrivare all'ultimo ciclo tra una decina d'anni, con il coinvolgimento di almeno un centinaio di studiosi di tutte le università italiane. E avere questa capacità di aggregazione e soprattutto questa visione non è sicuramente da tutti. Quindi ancora grazie a Alessandro ed Anna per averci chiamato a una riflessione così completa e così complessa sui temi del lavoro pubblico. In questa tappa della ricostruzione del complesso mosaico che è il lavoro nelle dipendenze delle pubbliche amministrazioni parleremo, come ha detto la professoressa Zilli e il professor Boscati, di riserve, quote di genere e precedenze. In questo compito sarò affiancata dal professor Domenico Garofalo, che insieme a me analizzerà il sistema di collocamento obbligatorio, e dal professor Caffio, che si occuperà invece delle quote e delle precedenze.
Anche nel caso del collocamento dei disabili, come in molte delle tematiche riguardanti le pubbliche amministrazioni, la disciplina applicabile è il risultato di un mix and match tra normativa generale e regolazione specifica delle amministrazioni. E anche in questo caso, come abbiamo già visto nei seminari precedenti, la disciplina stabilita per il settore pubblico presenta una serie di profili di maggiore rigidità rispetto a quella posta per il settore privato, per i vincoli particolari che sono stabiliti per l'accesso all'impiego sia a livello costituzionale, e qui ovviamente parliamo nell'articolo 97, sia della normativa speciale che regola la materia del pubblico impiego, quindi in primo luogo il decreto 165 del 2001. Di questi più ampi vincoli ordinamentali tiene conto inevitabilmente la legge 68 del 99, che pone la disciplina generale in materia di diritto al lavoro dei disabili. In primo luogo, infatti, nella legge 68 è richiamato all'articolo 7,2 la disciplina specifica che è posta per i rapporti di lavoro pubblico. In seconda battuta, sempre all'interno della legge 68, troviamo delle norme particolari per le pubbliche amministrazioni in relazione ad alcuni profili. Quindi, sebbene le linee strutturali del sistema di collocamento mirato siano comuni al settore pubblico e al settore privato, ci sono alcuni tratti di difformità nell'applicazione di questo sistema di settori, per delle ragioni che con riguardo al lavoro pubblico a volte sono riconducibili ai canoni generali di buon andamento e imparzialità, è il caso ad esempio della limitazione dei canali di accesso, oppure molto più banalmente a delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, ed è il caso che vedremo della disciplina degli esoneri, oppure ancora a delle malintese velleità assistenzialistiche, perché vedremo come nel settore pubblico si ha un'estensione dell'area di tutela. Abbiamo quindi un primo disallineamento che si registra già sul piano dell'individuazione dei soggetti protetti, con la tracimazione dei meccanismi di collocamento coattivo oltre l'area dei disabili in senso proprio che si ha nel settore pubblico. Anche sul piano dei soggetti obbligati abbiamo delle distonie tra pubblico e privato, dal momento che, sebbene si abbia una regolazione omogenea sia quanto ai criteri generali di individuazione, sia quanto alle quote, si ha una regolazione diversa delle deroghe a questo regime, con delle discipline specifiche, ad esempio in materia di compensazione delle eccedenze, in materia di esoneri o di sospensioni. Ancora di rilievo maggiore sono le difformità tra pubblico e privato con riguardo a quelli che si possono definire come modi di connessione tra soggetti obbligati e soggetti protetti. Questi modi di connessione sono marcati da una rigidità maggiore nel settore pubblico, sia quanto al canale di collocamento agibile, che in via ordinaria è quello della richiesta numerica, sia quanto alla tipologia di convenzioni stipulabili, ma su questi profili torneremo a breve. Dei tratti ulteriori di diversificazione tra pubblico e privato sono stati introdotti successivamente da una serie di interventi, a partire dalla legge 124 del 2015 di delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni, nonché il decreto di attuazione 75 del 2017. Ma queste difformità del sistema collocatorio tra privato e pubblico, che sono dirette ad adeguare alcuni profili a delle peculiarità dell'organizzazione delle amministrazioni, comunque lasciano sostanzialmente intatto l'impianto regolativo complessivo della legge 68 e soprattutto lasciano intatto quello che è la logica di questa legge, che è una logica molto particolare, perché la legge 68 segna una decisa inversione di rotta rispetto all'impianto parassistenziale delle precedenti esperienze normative. Questa inversione è evidente sin dalla sua norma di apertura, che individua appunto la finalità della legge
nella promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato. Già in questa prima norma sono individuati i tratti essenziali della legge 68. Innanzitutto l'approccio premiale di supporto verso i datori di lavoro obbligati, ancora l'azione di sostegno dei lavoratori protetti, dei disabili e da ultimo i nuovi e flessibili modi di connessione tra questi soggetti. Sono quindi degli elementi completamente nuovi e che vengono impiantati sulla struttura impositoria che da sempre caratterizza la legislazione in materia. Vediamo da ultimo la legge 482 del 68. Questo impianto però dà un'impronta differente al tradizionale sistema di coazione, una coazione che sarei tentata di definire inevitabile, dato che ben pochi assumerebbero soggetti disabili se non vi fossero costretti. Infatti, la legge 68 conserva il meccanismo della riserva di posti a favore dei disabili, tipico di tutte le esperienze precedenti, ma a questo meccanismo affianca una serie di strumenti premiali e di supporto che nei fatti determinano una diversa conformazione di questa imposizione, sia a livello di contenuti, dal momento che si ha una considerazione costante delle necessità dei datori di lavoro obbligati, sia sul piano delle tecniche regolative che sono decisamente orientate alla consensualità, e vedremo nel corso di questo incontro gli accordi previsti in vari momenti del procedimento di avviamento. Vedremo ancora in che modo il datore di lavoro può tarare sulle proprie esigenze la protezione che è obbligato dalla legge a dare attraverso lo strumento convenzionale. Abbiamo quindi una sostituzione al modello tradizionale, che è un modello autoritario puro, che è incentrato sul rispetto di procedure formali e burocratiche per l'assunzione. Quindi a questo modello si sostituisce un modello misto, un modello che al momento della coazione unisce un momento di predisposizione di misure che sono dirette a inserire nel contesto lavorativo un soggetto la cui professionalità è valorizzata e tenendo in ogni momento conto delle esigenze produttive del datore di lavoro. Quindi un impianto normativo che si muove nella prospettiva di una mediazione tra gli interessi di questi soggetti. Ma la legge 68, soprattutto a livello di sistema, realizza una ritrazione dell'imposizione, imposizione che abbiamo detto è inevitabile nell'avviamento al lavoro di questi soggetti. Abbiamo un impianto normativo che nel suo complesso è diretto a neutralizzare l'handicap del lavoratore protetto, cioè a ridurre, attraverso una serie di strumenti di vario genere, che sono di tipo formativo, incentivante e riadattativo, il differenziale di capacità lavorativa di questo soggetto rispetto ai prestatori che potremmo definire normodotati e soprattutto un impianto che è finalizzato a inserire nell'organizzazione datoriale il soggetto maggiormente funzionale alle sue necessità. Ne deriva quindi l'attenuazione sul piano globale del carico, se vogliamo usare questa parola, gravante sul datore di lavoro tenuto all'assunzione. Abbiamo il lavoratore disabile che è sempre un lavoratore imposto, però questa volta oggi viene imposto un lavoratore utile. Quello che ne deriva è un vero e proprio mutamento di paradigma del collocamento obbligatorio. Il momento dell'imposizione inevitabilmente rimane, ma questo momento diviene il punto di avvio di un circolo virtuoso diretto a un inserimento nel contesto lavorativo che allo stesso tempo soddisfi le esigenze sia del soggetto protetto che di quello obbligato. Ugualmente innovativo è l'approccio alla disabilità proprio della legge 68 del 99.
Questa legge riprende l'esperienza della legge 104 del 92 sull'integrazione e diritti delle persone handicappate e ha un approccio alla disabilità che viene incentrato più che sulla minorazione in sé, sulla condizione di svantaggio o di emarginazione che ne consegue. La disabilità è infatti affrontata secondo delle catene sequenziali che sono tipiche delle classificazioni internazionali, che sono articolate su 3 stadi. Primo, la malattia che lascia una menomazione, cioè la perdita di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica. Secondo, la disabilità che da questa deriva, cioè la limitazione della capacità di svolgere un'attività in modo normale per un soggetto che siamo costretti a definire normodotato. In terzo luogo, l'handicap in cui questa disabilità si traduce, cioè la condizione di svantaggio che limita il compimento di una funzione ritenuta, ancora una volta, tra virgolette, normale. Quindi un'impostazione completamente diversa dal passato e che è funzionale sia alla considerazione delle persone disabili nella sua globalità, sia alla finalità della legge di neutralizzazione dell'handicap, cioè di rimozione dei fattori di ostacolo allo sviluppo della persona e al raggiungimento della massima autonomia possibile. Abbiamo quindi in sintesi una legge che ha alla base un modello valoriale completamente nuovo. Questa legge riconosce, è vero, il costo di inclusione nella società produttiva del disabile, però legge questo costo anche alla luce delle forme organizzative del lavoro che producono effetti discriminanti, perseguendo così l'integrazione sociolavorativa del disabile attraverso una serie di politiche del lavoro attive e trasversali. Vediamo in che modo. L'architrave di questo sistema è il collocamento mirato, che viene definito all'articolo 2 della legge 68 come quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione. Quindi un complesso di interventi che sono volti a incidere sulle stesse cause dello svantaggio in funzione di una più proficua utilizzabilità del disabile in quella che è l'organizzazione produttiva di destinazione. La legge quindi ha una prospettiva estremamente diversa da quella del passato, che era sostanzialmente limitata all'introduzione forzata del soggetto all'interno di un organismo aziendale, o in questo caso all'interno di una pubblica amministrazione. Quindi in questo collocamento mirato trova sintesi la nuova visione che la legge 68 ha dei soggetti protetti, dei soggetti obbligati e dei modi della loro connessione. Quanto ai soggetti protetti, le varie misure in cui si concretizza il collocamento mirato, abbiamo detto analisi di posti di lavoro, azioni positive, strumenti di sostegno, soluzioni delle criticità connesse all'inserimento lavorativo, tutte queste misure sono dirette alla rimozione degli ostacoli morali e materiali che il lavoratore disabile incontra nello svolgimento del suo lavoro e in questo modo si cerca di ricostituire una sua parità rispetto agli altri prestatori di lavoro. Quindi attraverso questa neutralizzazione dell'handicap, che rappresenta, come è chiaro, una immediata declinazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui è l'articolo 3, si ha un'inversione radicale rispetto agli schemi assistenzialisti della regolazione precedente. Per dirla in 2 parole, al disabile, in questa legge, è riconosciuto un diritto al lavoro in senso proprio
e non più, come è sempre successo prima, il diritto a un reddito para-assistenziale. Altrettanto nuova, conseguentemente, è la visione che la legge del 99 ha dell'altro polo del sistema, quello dei soggetti obbligati. Si ha un'attenzione costante alle esigenze di tipo economico del datore di lavoro che è ancora tenuto all'assunzione, però c'è un'attenzione alle sue esigenze con la selezione del lavoratore attraverso l'indicazione della qualifica, con la possibilità di accesso a delle convenzioni, quindi attraverso una serie di strumenti che esamineremo più in là insieme al professor Garofalo, che consentono al titolare di un'organizzazione produttiva di avere avviati lavoratori funzionali alle proprie esigenze, superando quindi gli schemi precedenti che di fatto si risolvevano sull'imposizione di un obbligo di solidarietà sociale, perché questo in passato era il collocamento dei disabili. Quindi lo Stato che scarica sul privato dei soggetti non produttivi. Coerente con questa ridefinizione degli stessi concetti di soggetto protetto e di soggetto obbligato, sono i modi in cui la legge 68 ridefinisce i modi di questa connessione. Infatti, attraverso le misure del collocamento immediato, le procedure di avviamento al lavoro tarate sulle esigenze datoriali e l'innovativo regime delle convenzioni, questa legge realizza nell'ambito del collocamento obbligatorio un modello che si potrebbe definire win-win, cioè un modello in cui le esigenze di effettivo e sostanziale inserimento del disabile nel contesto lavorativo sono coniugate con le esigenze produttive e organizzative delle parti datoriali. Abbiamo quindi, ancora per usare uno slogan, la ricerca della collocazione dell'uomo giusto al posto giusto, e questa collocazione rappresenta il punto di precipitazione di un impianto legislativo che da una parte considera il disabile come un lavoratore a tutti gli effetti, come un lavoratore uguale agli altri, dall'altra e in conseguenza si fa carico di soddisfare le esigenze della struttura produttiva di assegnazione. Quindi si va molto oltre la vecchia logica dell'intervento meramente assistenziale dello Stato, che, come abbiamo detto, scaricava la responsabilità finale della tutela del diritto dei disabili sulle imprese. Nel nuovo sistema, invece, trova tendenzialmente composizione e concorso, che per lungo tempo è stato ridotto a un mero conflitto tra i diversi valori costituzionali che entrano in gioco in questa materia: il diritto al lavoro, il principio di uguaglianza, il diritto dei minorati, come dice la Costituzione, all'avviamento professionale. Quindi fino ad ora tutto bello, tutto va bene. Perché sto dicendo questo? Perché se questa è la delineazione normativa del modello, la sua concreta realizzazione è demandata ai servizi per l'impiego di cui è l'articolo 6, che sono chiamati a una gestione attiva e non più burocratica del collocamento di questi soggetti. Conosciamo tutti la desolante realtà dell'inadeguatezza dell'organizzazione amministrativa dei servizi per l'impiego, realtà che era conosciuta già al momento dell'emanazione della legge 68 nel 99. In questo momento, infatti, era stato preconizzato il rischio che le grandi attese, i grandi sogni che la riforma aveva acceso, potessero andare dolorosamente delusi. Previsione che purtroppo si è rivelata fondata e che ha trovato conferma nella riforma dei servizi per l'impiego con il decreto 150 del 2015. Al di là di questa situazione, dobbiamo dire che in ogni caso quello tracciato dalla legge 68 rappresenta il più adeguato, se non l'unico,
percorso per la mediazione tra i diversi interessi in gioco, in quanto si propone, attraverso una serie di strumenti, di arrivare all'inserimento nel contesto produttivo di un lavoratore a questo funzionale. Tant'è vero che è, vorrei dire, il migliore dei modelli possibili, che gli interventi legislativi successivi si sono mossi nel solco segnato appunto dalla legge 68, ne hanno ripreso la logica e ne hanno rafforzato l'impianto, con la previsione da una parte dell'adozione di accomodamenti ragionevoli per garantire ai lavoratori disabili una piena eguaglianza con gli altri lavoratori, dall'altra parte con l'istituzione di un responsabile dell'inserimento di questi soggetti nei luoghi di lavoro. Quindi parliamo ovviamente dei decreti legislativi del 2003-216, nonché da ultimo il decreto 151 del 2015. Quindi c'è questa discrepanza tra sole e sé, però alla fine questo modello è l'unico percorribile e che potremo, in ogni caso dovremo cercare di rendere, di inverare. Ora, ritornando a quello che è stabilito dalla legge 68, vediamo un pochettino meglio i due poli del sistema, cioè i soggetti protetti e i soggetti obbligati. Nel settore pubblico, sul piano dei soggetti protetti, l'individuazione è tendenzialmente la stessa che nel settore privato, come evidente già dalle disposizioni generali che individuano l'ambito di applicazione dei meccanismi di collocamento coattivo nelle normative di riferimento principali. Infatti abbiamo da una parte la legge 68 del 99 che all'articolo 3 prescrive l'obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette per i datori di lavoro sia pubblici sia privati, quindi nessuna differenza già nella legge 68. Dall'altra parte abbiamo il decreto 165 del 2001, quindi la normativa specifica delle amministrazioni pubbliche, che all'articolo 35 riferisce le assunzioni a cui sono tenute le amministrazioni appunto ai soggetti di cui alla legge 69. Abbiamo quindi un sistema di collocamento obbligatorio che sia nel pubblico sia nel privato è centrato essenzialmente, anche se non esclusivamente, come vedremo tra poco, su questi soggetti e che è espressamente finalizzato alla promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro. Abbiamo quindi la disabilità che assurge tendenzialmente a una categoria unitaria a cui sono riconducibili le minorazioni che incidono sulla capacità lavorativa del soggetto. Minorazioni che questa legge è volta a bilanciare, o meglio a neutralizzare, attraverso una serie di strumenti che sono quelli che abbiamo visto prima, individuati all'articolo 2, quindi questi strumenti tecnici e di supporto, azioni positive, interventi adattativi, eccetera. La legge 68, quindi, a differenza della normativa precedente, assume a fondamento la disabilità quale categoria unitaria. Tuttavia, come la normativa precedente, individua la disabilità attraverso le causali che determinano la riduzione della capacità lavorativa. Abbiamo infatti l'articolo 1 della legge 68 che individua i soggetti protetti, che individua le persone disabili attraverso una partizione che in gran parte ricalca quella adottata dalla legge precedente, la 482 del 68. Abbiamo una serie di categorie elencate nell'articolo 1,1, cioè quella al primo posto degli invalidi civili per cause comuni, e questa è una categoria generalista e residuale rispetto alle altre, che ricomprende le persone in età lavorativa affette da minorazioni che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Abbiamo poi una seconda categoria che è quella degli invalidi del lavoro,
persone invalide per cause di lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%. Abbiamo terza categoria, quella dei non vedenti e dei sordomuti, soggetti per cui si hanno inoltre dei subsistemi collocatori speciali che sono stabiliti dalle normative precedenti, per finire con la categoria, diciamo in via di estinzione, degli invalidi di guerra e per servizio. Abbiamo quindi 4 categorie, ognuna delle quali ha una propria specificità sul piano della causale, della riduzione della capacità lavorativa, sul piano degli organi preposti e delle modalità di accertamento della menomazione, alla fine del trattamento disposto. Ma è importante rimarcare che nonostante questa frammentazione interna, che comunque opera esclusivamente sul piano dell'accertamento della disabilità, la legge 68 del 99 si pone comunque come una disciplina volta ai disabili come categoria unitaria, dal momento che sono esclusi dal suo ambito di applicazione i soggetti non invalidi. A differenza infatti delle normative precedenti che ricomprendevano tra le categorie protette anche soggetti normodotati che erano inseriti nei circuiti del collocamento coattivo in considerazioni di situazioni particolari ritenute dall'ordinamento meritevoli di tutela, la legge 68 è finalizzata espressamente all'inserimento e integrazione lavorativa delle persone, come dice l'articolo 1, la cui capacità lavorativa è ridotta in conseguenza di minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali o di handicap intellettivo. Abbiamo quindi una ridefinizione del campo applicativo che è emblematica della diversa, chiamiamola vocazione di questa disciplina, cioè del passaggio che già ho sottolineato più volte, da una caratterizzazione assistenzialista a una di neutralizzazione dell'handicap e di effettivo inserimento del disabile. E questa ridefinizione del campo di applicazione, inoltre, legittima la connotazione della legge 68 come diritto diseguale, in cui la specifica differenza del disabile assume rilievo giuridico e diviene giustificazione di una serie di trattamenti a suo favore. Abbiamo detto che le categorie di riservatarie equiparate a quelle degli invalidi erano incluse nell'area di protezione della legge 482, la legge precedente, mentre sono escluse dalla legge attuale. Nella legge attuale, questa è il 99, trovano posto solo in una disposizione transitoria. E sottolineiamo transitoria, cioè il secondo comma dell'articolo 18, che appunto è una disposizione volta a gestire la transizione dal vecchio al nuovo regime, provvedendo in via, sottolineiamo, provvisoria sulla riserva a questi soggetti normodotati di determinate quote nelle assunzioni, cioè prevedendo nella specie per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti una quota di riserva per i soggetti normodotati pari a un punto percentuale. In realtà, come tutti sappiamo, la regolazione prevista per queste categorie di riservatari normodotati non è stata ancora emanata e sono passati più di 20 anni, quindi tanto provvisoria questa regolamentazione non è stata. Per cui ancora oggi sono ospitati, tra virgolette, dal collocamento obbligatorio una serie di soggetti, come ad esempio gli orfani coniugi di grandi invalidi o di soggetti deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, i profughi italiani rimpatriati, gli orfani per uxoricidio, dei soggetti che per quanto meritevoli di protezione sicuramente disabili non sono. E questa situazione causa una serie di disfunzioni nella regolare operatività del sistema della legge 68, che si deve ancora fare carico di soggetti
la cui difficoltà di accesso al lavoro non è riconducibile a riduzioni della capacità lavorativa, quindi si fa carico di soggetti che sono del tutto estranei sia alle sue finalità, sia ai meccanismi che in funzione di queste finalità la legge appresta. Se questa situazione è complicata già di suo, nel settore pubblico è ancora peggio. Quanto sia peggio, possiamo capirlo già dal fatto che sono regolate in una stessa norma, cioè l'articolo 35,2 del decreto 165, le assunzioni obbligatorie, così dice la legge, sia dei disabili, di cui alla legge 68, sia di altri soggetti normodotati, cioè il coniuge superstite e figli del personale delle forze armate, delle forze dell'ordine, del corpo dei vigili del fuoco, della polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Quindi nel pubblico ancora peggio che nel privato. Nel pubblico inoltre questa, la possiamo chiamare deriva, è continuata con una serie di interventi legislativi che hanno progressivamente ampliato il range degli obblighi assunzionali nel settore pubblico, prevedendo dei diritti di precedenza anche oltre le quote di riserva per queste categorie di soggetti normodotati, questi soggetti equiparati. Abbiamo quindi, ad esempio, gli orfani di Rigopiano, i testimoni di giustizia. Quindi anche di recente si sono ripresi degli schemi di collocamento obsoleti di tipo assistenzialistico e del tutto estranei alla elettiva direzione verso i disabili della legge 68. Però, lasciando da parte questa anomalia, che prima o poi dovrà necessariamente essere risolta, ritornando a quello che la legge 68 deve essere, bisogna sottolineare che già nell'articolo 1 si dispone che la disciplina stabilita è diretta alla promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro. Molto oltre, qualcosa di molto diverso e di molto più dei vecchi schemi protezionistici che erano rivolti a ogni tipo di categoria e che erano limitati al solo momento dell'introduzione forzata dei lavoratori nell'azienda. Questa direzione della legge 68 all'impiego del disabile in un'occupazione confacente alle sue capacità e al suo inserimento produttivo nel mondo del lavoro è immediatamente funzionale all'effettiva partecipazione alla vita sociale di questi soggetti. E quindi, come abbiamo detto più volte, ma lo ripetiamo, alla realizzazione dell'uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3,2 della Costituzione. E questa nuova filosofia della legge è evidente nell'attenzione alla professionalità del lavoratore protetto che è presente nell'intero sistema che viene costruito già nella fase prodromica all'assunzione, sia all'accertamento delle condizioni anche relative al profilo socio-lavorativo che danno diritto all'accesso al collocamento, articolo 1,4, e l'annotazione in una scheda delle capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni del soggetto, e qui l'articolo 8,1, senza parlare poi della fase del collocamento mirato, che sono appunto, che si compone di una serie di misure che sono finalizzate a valutare adeguatamente il disabile nelle sue capacità lavorative e inserirlo nel posto adatto. Tutto questo impianto normativo si applica direttamente e integralmente alle pubbliche amministrazioni, nelle quali peraltro l'effettività dell'inserimento del disabile nell'organizzazione dell'amministrazione è ribadita in altre norme specifiche di questo settore. Abbiamo così, ad esempio, l'articolo 35,2 del 165 che subordina l'assunzione obbligatoria del disabile alla previa verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere,
E abbiamo ancora una serie di norme introdotte nel corpus del 165 da interventi successivi, come l'articolo 39 bis, che assegna alla Consulta Nazionale per l'Integrazione dei Disabili la funzione di proporre alle amministrazioni iniziative e misure innovative finalizzate alla valorizzazione delle capacità e delle competenze dei soggetti disabili, nonché l'articolo 39 ter, che istituisce il responsabile dei processi di inserimento dei disabili nelle pubbliche amministrazioni, con delle funzioni proattive e di controllo che sono strumentali a questo inserimento. Anche sul versante dei soggetti protetti, dei soggetti obbligati, quindi dei datori di lavoro delle amministrazioni, la legge 68 del 99 si muove in una logica di unità. Si stabilisce una regolazione tendenzialmente unitaria per il collocamento coattivo nel settore privato e in quello pubblico, unificando i presupposti per l'insorgenza dell'obbligo di assunzione e ponendo una disciplina comune quanto alla determinazione dei limiti dimensionali delle quote di riserva. Abbiamo quindi, punto di partenza comune, il dato dimensionale dell'organizzazione datoriale che rappresenta il parametro per la quantificazione delle quote di obbligo. Nelle misure fissate dal primo comma dell'articolo 3 della legge 68, che stabilisce che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze dei lavoratori disabili nella misura del 7% degli occupati se occupano più di 50 dipendenti, ad assumere 2 disabili se occupano da 36 a 50 dipendenti, un lavoratore se invece si pongono nella soglia da 15 a 35 dipendenti. Anche quanto alle categorie equiparate, sebbene abbiamo visto c'è stata una tracimazione nel pubblico, c'è una regolazione uniforme, almeno nei suoi presupposti, tra privato e pubblico, perché si stabilisce che i datori di lavoro con organico superiore a 50 unità sono tenuti a assumere una percentuale di soggetti equiparati, anche in questo caso senza distinzioni tra settore pubblico e settore privato. Ancora uniforme, quindi una legislazione che si muove nel senso dell'uniformità è quella sul computo della consistenza dell'organico. Si tiene conto del personale complessivamente occupato dall'organizzazione datoriale con un computo riferito sia per il privato che per il pubblico a livello nazionale, sebbene per il settore pubblico si stabilisce che eventuali compensazioni di eccedenze debbano avvenire a livello regionale. Ancora omogenei per datori di lavoro, sia pubblici che privati, sono i criteri di computo della quota di riserva, tant'è che la norma relativa della legge 68, articolo 4, trova diretta applicazione alle amministrazioni sia con riguardo alle esclusioni stabilite per determinate categorie di lavoratori. Non sono computati ad esempio i lavoratori con contratto a termine di durata inferiore a 6 mesi, i soci di cooperative, i dirigenti, i lavoratori somministrati, sia ancora con riguardo al computo dei disabili cosiddetti interni. Allo stesso modo è comune al settore pubblico e al settore privato la disciplina relativa alle esclusioni a carattere settoriale, cioè le limitazioni che riguardano il collocamento dei disabili in settori particolari come ad esempio i servizi di polizia e di protezione civile oppure il settore dei trasporti. Ci sono invece una serie di dati di differenziazione con riguardo a, diciamo, alle deroghe, alla disciplina degli esoneri. Infatti, per ragioni connesse alla spendita di risorse pubbliche, da un lato per le amministrazioni esclusa la possibilità di ricorrere all'istituto ordinario dell'esonero, dall'altro si stabilisce un esonero ex lege
gratuito quindi, per alcune mansioni che in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Però alla fine, al di là di questi aspetti di dettaglio, sia per l'individuazione dell'area della tutela, sia per l'area dell'obbligo, la regolazione di pubblico e di privato è abbastanza omogenea, non proprio identica, ma sostanzialmente assimilabile. I problemi veri, invece, iniziano quando ci spostiamo sul piano dei meccanismi attraverso cui soggetti protetti e soggetti obbligati sono posti in connessione. E su questi profili lascio la parola al professor Garofalo, che è uno dei massimi esperti della materia. La relazione di Angela mi apre la strada al discorso che mi accingo a fare, quindi la ringrazio per questa bella relazione introduttiva. E mettendomi sul versante del pubblico funzionario, cioè di chi è preposto alla gestione del collocamento di disabili all'interno della pubblica amministrazione, il problema di fondo, Angelo lo ha già sottolineato, è quello del coordinamento tra la normativa generale che è recata dalla legge 68 del 1999 e le norme speciali, perché tali sono, che ritroviamo all'interno del testo unico 165. Quindi diciamo che se io dovessi dare un consiglio operativo a un pubblico funzionario, gli direi innanzitutto individuare le norme che della legge 68 si applicano pacificamente alle pubbliche amministrazioni e poi effettuare quest'opera di coordinamento con le norme speciali contenute nel testo unico 165. Problemi ce ne sono e la riprova che i problemi ci sono, ne parlava proprio in apertura Alessandro Boscati, è rappresentato da un'iniziativa che ci ha lasciato abbastanza perplessi del 2019, tenete conto che la legge 68 è del 1999, quindi 20 anni dopo, con la Presidente del Consiglio dei Ministri che ha adottato la direttiva numero 1 del 2019, in cui ha fatto un po' il punto della situazione. Per quanto possa servire, fa specie leggere in calce alla direttiva la firma di Giulia Bongiorno, allora Ministro per la Pubblica Amministrazione, che evidentemente ha avvertito rispetto all'altro la sensibilità, dopo 20 anni, di emanare una direttiva nella quale desse qualche dritta ai funzionari delle pubbliche amministrazioni che vengono chiamati a gestire i collocamenti dei disabili, andando incontro, lo anticipo ma poi tornerò su questo tema, a sanzioni di tipo civile, penale ed amministrativo. Quindi il funzionario pubblico che per il ruolo rivestito, per il ruolo ricoperto, venga chiamato a gestire l'inserimento lavorativo dei disabili, sappia bene che quella gestione, ove non effettuata secondo i dettami della legge, lo può portare a sanzioni di tipo civile, di tipo amministrativo, ma anche di tipo penale. Detto questo, come ho organizzato il mio discorso, il mio ragionamento? Diciamo che l'ho diviso in 4 sezioni, per il momento da qui. L'ho diviso in 4 sezioni. Una prima riguarda l'analisi, la farò però veramente in velocità, di alcuni organi o di alcuni organismi che hanno competenze in tema di inserimento lavorativo dei disabili. La seconda la dedicherò agli strumenti e ai meccanismi attraverso i quali poi si realizza il collocamento dei disabili, poi c'è una terza parte sulle sanzioni e un'ultima parte, la chiamo de iure condendo, quelle che possono essere novità in arrivo su questo tema, su questo versante. Allora, il primo profilo, trattare dei soggetti o degli organi che sono chiamati alla gestione, si vede male? Sì, ho capito. Dicevo, parlare dei soggetti di solito fa un po' storcere il naso all'uditorio, perché parlare dei soggetti e degli organi viene sempre visto come un argomento superfluo. In realtà non è così, perché vedremo tra poco che il pubblico funzionario deve sapere che ha degli obblighi di informativa,
verso questi soggetti, verso questi organi, la cui in attuazione fa scattare quelle responsabilità. Quindi, tutto sommato, sapere che esiste una consulta nazionale, esiste un osservatorio sul collocamento dei disabili nelle pubbliche amministrazioni, non è un fatto puramente ricognitivo di questi profili soggettivi, ma è un fatto essenziale e sostanziale, perché a questi soggetti vanno indirizzate determinate informazioni con determinate cadenze. La violazione di questi adempimenti comporta ovviamente delle conseguenze e delle sanzioni. E allora, in questa logica, ma ripeto, sarò abbastanza breve da questo punto di vista, segnalo all'uditorio che l'articolo 39 bis del 165, consentitemi un risparmio di fiato, utilizzerò l'espressione sintetica, l'articolo 11 della 68, il 39 bis del 165, senza stare a dire ogni volta del decreto legislativo o della legge. Quindi l'articolo 39 bis della 165 prevede la costituzione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica di una consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità. Allora, la norma, come diciamo è normale che sia, si occupa di individuare qual è la sua composizione e soprattutto, perché questo è un aspetto, come dire, relativo, si preoccupa di individuare anche quali sono le funzioni della consulta nazionale. Quindi sostanzialmente il 39 bis ci dice che le funzioni della consulta sono di indirizzo, di monitoraggio, questo è un aspetto che io segnalo, ritorna a più riprese. Le pubbliche amministrazioni sono oggetto di un continuo e costante monitoraggio, o meglio, secondo la legge sono oggetto di un continuo e costante monitoraggio, poi che la consulta faccia il suo lavoro onestamente non ve lo so dire, proprio rispetto all'applicazione precisa, puntuale della legge 68 e anche delle proposte in qualche modo di proporre all'amministrazione delle misure innovative e soprattutto, questo è importante, la consulta può adottare un piano di accomodamenti ragionevoli. Allora, degli accomodamenti ragionevoli ha già parlato Angela, ha già anticipato, io però tornerò su questo argomento perché voglio fare qualche riflessione ulteriore. Quindi, primo organismo al quale le pubbliche amministrazioni devono, possono, potrebbero fare capo è appunto la consulta nazionale prevista dall'articolo 39 bis del 165. Poi c'è un secondo organo, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. È stato previsto dall'articolo 3,3 della legge 18 del 2005 e adesso ha dato attuazione il decreto ministeriale 6 luglio 2010 numero 167. Qui non stiamo parlando di provvedimenti emanati ieri o l'altro ieri, stiamo parlando di provvedimenti che mediamente hanno dai 20 anni della legge 68 ai 10 anni del decreto ministeriale del quale vi sto parlando adesso. Sottolineo la risalenza di questi provvedimenti perché l'ignoranza di questi provvedimenti non è assolutamente scusabile, in generale perché l'ignoranza della legge non è scusata, ma in modo particolare perché si tratta appunto di provvedimenti che sono in circolazione sulle nostre scrivanie da un bel po' di tempo. E allora questo decreto ministeriale 167 prevede appunto la istituzione dell'osservatorio. Vi evito un discorso sulla composizione dell'osservatorio, diciamo che sicuramente ha questa mission, questo compito di effettuare una programmazione biennale indirizzata alle amministrazioni pubbliche per appunto dare attuazione concreta alla legge 68. Quindi è un organismo con dei compiti di portata generale. L'ultimo organo al quale faccio riferimento è la banca dati del collocamento mirato. Al collocamento mirato ha dato un ampio ed esaustivo spazio Angela Riccardo. Allora, che cos'è? È una sezione della banca dati delle politiche attive e passive istituita nel 2013 e all'interno della banca dati sulle politiche attive e passive la legge 68
ha istituito una banca dati del collocamento mirato. Allora, innanzitutto, non meravigliatevi, perché potrebbe apparirvi incongruo, che nella legge 68 del 99 sia disciplinata la sezione della banca dati del collocamento mirato, costituito la banca dati delle politiche attive nel 2013. Evidentemente è un inserimento fatto nella legge 68 dal decreto legislativo 151 del 2015. La legge 68 nel testo attualmente vigente non è quella emanata nel 1999, ma come vi ha già detto la professoressa Riccardi è stata profondamente rinnovata e rimaneggiata nel 2015 col decreto 151. E proprio il decreto 151 ha previsto la creazione della banca dati del collocamento mirato. E allora quando si parla di una banca dati è chiaro che la domanda che bisogna porsi è la seguente. Sostanzialmente, che cosa raccoglie, che cosa alimenti, a chi è accessibile. Allora, se vi andate a leggere la norma, se mi date un attimo di tempo la recupero anch'io, l'articolo 9, comma 6 bis, eccola qua, perfetto. L'articolo 9, comma 6 bis dalla 68 prevede che raccoglie la banca dati del collocamento mirato i prospetti previsti, i prospetti che i datori di lavoro devono inviare annualmente e tutte le informazioni relative agli accomodamenti ragionevoli adottati, perché i datori di lavoro hanno l'obbligo di comunicare quali sono gli accomodamenti ragionevoli. Voglio evidenziarvi ulteriormente, perché poi tornerò sull'argomento, che una parola che ritorna spesso nella normativa che stiamo esaminando insieme questo pomeriggio è la parola magica, gli AR, gli accomodamenti ragionevoli. Quindi nella banca dati confluiscono le informazioni che i datori di lavoro pubblici e privati conferiscono obbligatoriamente e anche le indicazioni che riguardano gli accomodamenti ragionevoli che i datori di lavoro hanno in qualche modo adottato. Allora, questa banca dati è alimentata poi dai dati che provengono anche dai servizi per l'impiego, dall'INPS, dall'INAIL, cioè da tutti i soldi delle regioni ovviamente, e soprattutto diciamo che questa banca dati è poi accessibile alle pubbliche amministrazioni competenti per elaborare indagini a fini statistici di ricerca e di studio, ma è anche utile evidentemente per avere notizie e informazioni che riguardano le singole pubbliche amministrazioni. Allora, questi sono i tre organismi dei quali volevo parlarvi: la consulta, l'osservatorio, la banca dati del collocamento mirato. Del RIL ha già parlato Angela, il responsabile dell'inserimento lavorativo. Allora, è prevista la figura del RIL, è prevista dall'articolo 39 ter del 165. Allora, diciamo che la domanda che mi sono posto quando ho letto questa disposizione è che nesso c'è tra il responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità e il disability manager. C'è la figura prevista nell'articolo 1 del decreto 151 sul collocamento mirato. Sostanzialmente sono la stessa cosa. Nell'articolo 1 è chiamato in quel modo disability manager, qui è chiamato responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità. Quindi il 39 ter nell'ambito delle pubbliche amministrazioni dà attuazione a quella previsione di carattere generale contenuta nell'articolo 1 nell'articolo 1 del decreto 151. Perché è importante questa figura? Questa figura è importante perché la filosofia della 68, ne ha bene e molto parlato già Angela, non è soltanto l'inserimento, non si limita, come faceva la vecchia legge 482, ad accompagnare per mano il disabile e a lasciarlo all'ingresso dello stabilimento, all'ingresso dell'azienda, ma si preoccupa della integrazione lavorativa. Ecco il punto. Cioè quello che è mancato nella vecchia legge e che è presente nella nuova, sempre sulla carta, poi sull'attuazione ci sarebbe molto da dire,
è il momento della integrazione. Cioè, una volta che il disabile ha messo piede in azienda, non è sufficiente dirgli questa è la sede, siediti, ma è necessario adottare una politica di misure atte a realizzare l'integrazione del disabile. Il RIL, il responsabile per l'inserimento lavorativo, ha questa importante funzione, tanto è vero che deve avere delle competenze adatte per lo svolgimento di questo ruolo. E infatti, se voi leggete i compiti del RIL, colpisce l'ultimo, la lettera C, verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione, che quello in ultima analisi è il problema. Allora, per quanto può interessare al pubblico funzionario che mi sta ascoltando, vi segnalo che c'è un interessante documento della Regione Lombardia, è un decreto dirigenziale del 1 marzo del 2018 numero 2922, che è pubblicato anche sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia, in cui la Regione Lombardia, in attesa che a livello centrale fosse data attuazione a quella previsione contenuta nell'articolo 1 del decreto 151, ha messo subito mano, essendo peraltro una materia di competenza regionale, alla regolamentazione della figura del disability manager. E quindi, accedendo al sito della Regione Lombardia, è possibile scaricare questo documento per avere un'idea. Non meravigliatevi se la Regione Lombardia scappa avanti rispetto alle altre regioni del nostro paese. Quindi, per chi fosse interessato ad avere maggiore contezza di come eventualmente disciplinare la creazione di questa figura, oltre alle 4 cose dette nella legge, può essere importante attingere a questo documento della Regione Lombardia. La direttiva numero 1 del 2019 ha preso posizione su questa figura, suggerendo alle amministrazioni pubbliche di attribuire il compito di responsabile possibilmente a un dirigente e, nelle realtà dove non c'è il dirigente, ad un soggetto che copre una figura apicale. Inoltre ha previsto che il responsabile per l'inserimento debba predisporre annualmente una relazione nel quale appunto dà conto della propria esperienza. Allora, sul ruolo dei soggetti ho esaurito il discorso, vi segnalo, questo ve lo dico per incidenza, che quando la pubblica amministrazione, attraverso i meccanismi che adesso andremo a vedere, si vede avviare un soggetto portatore di una disabilità da lavoro, quindi conseguente sostanzialmente infortunio sul lavoro, malattia professionale, può, anzi deve, nell'interesse della pubblica amministrazione, attingere alle iniziative, alle possibilità, alle facilitazioni, agli incentivi che in materia mette a disposizione l'INAIL. Badate, l'INAIL non si occupa di tutti i collocamenti disabili, ma solo della parte relativa alla disabilità da lavoro, e quindi ci sono una serie di iniziative anche di carattere economico che l'INAIL mette a disposizione dei datori di lavoro sia pubblici sia privati. Allora, prima di passare agli strumenti, torno un attimo sulla questione degli accomodamenti ragionevoli. Allora, vi devo dire che nella mia esperienza professionale, quando si parla ad un datore di lavoro di accomodamenti ragionevoli, diciamo che di solito la faccia si fa, come si usa dire, appunto interrogativo. È una categoria giuridica che non è ancora entrata nella zucca dei datori di lavoro, e ho paura che la zucca sia quella dei datori di lavoro privati, sia quella dei datori di lavoro pubblici, cioè delle pubbliche amministrazioni. Allora, come ci si approccia a questo fenomeno? Ecco, vi avvicino a questo fenomeno con un esempio concreto. Una sentenza di qualche anno fa, non è una sentenza recentissima, del Tribunale del Lavoro di Pisa. Ci tengo a dire che è l'estensore, la dottoressa Tarquini, perché è un magistrato di valore, un magistrato di spessore, che ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un disabile perché ha contestato al datore di lavoro di non aver preventivamente al licenziamento del disabile
posti in essere, adottato gli accomodamenti ragionevoli. Allora, come ha argomentato la sentenza? In un modo banale, il giudice ha detto al datore di lavoro: scusa, per aggiustare il posto di lavoro, per renderlo adattabile e quindi compatibile con le condizioni del disabile, questi accomodamenti quanto costano? E il Babbeo ha detto 9.200 euro. Il Babbeo aveva offerto 10.000 euro per conciliare la causa e il giudice ha detto nella sentenza: il licenziamento è illegittimo perché la sopportabilità dell'accomodamento ragionevole da parte di quel datore di lavoro è dimostrata dal fatto che il datore di lavoro aveva quantificato il costo dell'accomodamento ragionevole in 9.200 euro, ritenendolo sproporzionato, ritenendolo eccessivo, e poi candidamente ha detto: offro 10.000 euro perché il disabile rinunzia alla causa. E qui il giudice ha detto: poiché la matematica non è un'opinione, se sei disposto a spendere 10.000 euro per liberarlo il disabile, ben puoi invece indirizzare 800 euro in meno per l'accomodamento ragionevole. Ora vi ho fatto questo esempio tratto dalla casistica giurisprudenziale per far capire a chi ci sta ascoltando che gli accomodamenti ragionevoli sono quelle misure anche di tipo organizzativo, e adesso voglio approfondire un attimo questo aspetto, che consentono l'inserimento del disabile. Quindi non si tratta soltanto del solito aggiustamento ergonomico del posto di lavoro, non che non sia importante, intendiamo, ma molto spesso il problema dell'integrazione del disabile non è l'ergonomia, non è solo l'ergonomia, ma anche un problema di carattere organizzativo. Vi faccio un altro esempio. Ho un lavoratore disabile che non può più lavorare in produzione e ho un lavoratore perfettamente sano che sta in portineria o che sta al centralino. Beh, un accomodamento ragionevole qual è? Spostare quello che sta sano come un pesce in produzione e mettere il disabile in portineria o nel centralino. Una volta chi avesse sostenuto questa tesi sarebbe stato mangiato vivo, perché sarebbe stato un attentato alla libertà di iniziativa economica privata. Bene, il 41,1 con l'accomodamento ragionevole non c'è assolutamente nulla. La legge dice: devi adottare le misure che non siano sotto il profilo economico e sotto il profilo organizzativo particolarmente onerose per far inserire, ecco il problema, o mantenere in organico il disabile. Allora, su questo tema oramai c'è una normativa spessa come un vocabolario. C'è la Convenzione ONU del 2006 recepita in Italia nel 2019. C'è la direttiva comunitaria 2000/78, ci sono due provvedimenti, una comunicazione della Commissione del 21, una risoluzione del Parlamento del 21, e poi c'è una norma che lo Stato italiano ha dovuto adottare perché è stata condannata per non averla adottata prima a livello di Corte di Giustizia, che è l'articolo 3, comma 3 bis del decreto 216 del 2003. Lì sta scritto che il datore di lavoro è obbligato ad adottare gli accomodamenti ragionevoli che consentano, anche sotto il profilo organizzativo, l'inserimento e l'integrazione lavorativa del disabile. Quindi l'importanza degli accomodamenti ragionevoli è tale che è una espressione, un concetto, una nozione che attraversa in maniera trasversale tutta la normativa in tema di collocamento dei disabili. Vi segnalo che la giurisprudenza sulla mancata adozione dell'accomodamento ragionevole ormai incomincia, a proliferare, quindi non vi do indicazioni giurisprudenziali perché è sufficiente connettersi ad una qualsiasi banca dati per avere, per trovare giurisprudenza in materia. E veniamo al cuore del discorso che mi è stato chiesto di sviluppare. Come una pubblica amministrazione può adempiere all'obbligo di assunzione dei disabili? Allora, Angela ha già aperto il percorso, a me tocca soltanto di concluderlo. I meccanismi, le strade percorribili sono tre. Sono il concorso riservato, adesso individuo i meccanismi in maniera generica, poi li approfondisco. Il concorso riservato, la assunzione con chiamata numerica
tramite convenzione le convenzioni di tirocinio. Allora, una battuta sulla terza ipotesi, le convenzioni di tirocinio. Il tirocinio ci porta a contatto di un istituto, di uno strumento formativo, che è quello della formazione sul lavoro, quindi non è la formazione teorica, ma è quella sul campo. È il cugino, non voglio chiamarlo il fratello, dell'alternanza. La differenza qual è? Che il tirocinio interviene a corso di studi esaurito, almeno quello extracurriculare, invece l'alternanza scuola-lavoro è quello che interviene in costanza di frequentazione del corso di studi. Bene, noi ci accingiamo a dedicare a Taranto una borsa di studio al giovane udinese che ci ha lasciati perché vittima dell'infortunio sul lavoro. Quindi abbiamo ritenuto di dedicargli questa borsa di studio. Che cos'è che non quadra? È che gli studenti in piazza protestano contro l'alternanza scuola-lavoro perché nessuno ha spiegato a quelli che vanno in piazza a protestare che il problema non è l'alternanza scuola-lavoro, ma la sicurezza sul luogo di lavoro, il controllo della sicurezza sul luogo di lavoro. Quindi qualcuno, forse il ministro della pubblica istruzione, dovrebbe spiegare agli studenti: guardate che il problema non è lo strumento, perché lo strumento oramai è uno strumento collaudato a livello europeo. La Germania è avanti anni luce sulla strada dell'apprendistato e dell'alternanza. Il problema è diverso. È chiaro che se io mando lo studente in alternanza in un'azienda che non è in regola con la sicurezza sul luogo di lavoro, si può verificare quello che ahimè si è verificato per il giovane udinese. Lo chiamo così, non mi ricordo il cognome. Parrella mi pare, o una cosa del genere. Quindi non è proprio un'alternanza contro i quali gli studenti stanno a protestare, ma è quello della sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi 3 percorsi: concorso riservato, assunzione numerica, convenzione di tirocinio. Allora, prima di esaminare i 3 percorsi che la legge mette a disposizione della pubblica amministrazione, è opportuno fissare quelle che io chiamo le regole generali, i principi generali ai quali una pubblica amministrazione deve attenersi nell'adempimento dell'obbligo ex legge 60. E cioè, innanzitutto, la prima osservazione è che le assunzioni dei disabili vanno extra budget. Se qualcuno dice non abbiamo una copertura finanziaria, se qualche pubblico amministratore dice non abbiamo una copertura finanziaria, dice una enorme cavolata. L'assunzione dei disabili non rientra nel budget del personale, va extra budget, e addirittura l'assunzione dei disabili può avvenire anche in posizione sovrannumerale. Quindi obiettare all'obbligo di assunzione, non ho il budget, ho tutti i posti in pianta organica coperti, significa contraddire 2 regole di carattere generale in tema di collocamento dei disabili nelle pubbliche amministrazioni, che sono A, l'extra budget, B, l'extra pianta organica. I disabili, se sei scoperto da una quota, li devi assumere extra budget, extra posti in pianta organica, anche in posizione sovrannumerale. Secondo, è possibile, se ho assunto un disabile con contratto a tempo determinato, è possibile stabilizzarlo a tempo indeterminato, perché quel lavoratore che è stato assunto a tempo determinato ha maturato, ai sensi della normativa sul contratto a termine, un diritto di precedenza se il contratto a termine era superiore a mesi 6. Allora a volte la pubblica amministrazione perde la bussola, dice: ma io non posso stabilizzare i lavoratori a termine. No, non puoi stabilizzare quelli normodotati, ma il disabile, se tu l'hai assunto a termine, per quello opera il diritto di precedenza. Lo puoi stabilizzare utilizzando il meccanismo del diritto di precedenza. E questa è la seconda regola di carattere generale. Terza regola, dice: ma io ho sentito dall'amico al bar che posso avere un esonero parziale. L'esonero parziale non opera per le pubbliche amministrazioni. Punto. Ancora, quarta regola è che se ci sono in circolazione altre categorie protette, ne ha parlato Angela poco fa, i posti riservati ai disabili
non possono essere dirottati alle altre categorie protette. Qui giocano solo esclusivamente a favore dei disabili. E poi l'ultima regola è, ai sensi del DPR 487 del 1994, che occorre effettuare una visita preassuntiva al momento dell'assunzione per il controllo della permanenza dello stato invalidante, non solo per verificare se il disabile può essere adibito alle mansioni per le quali l'amministrazione intende utilizzarlo, ma se permane lo stato di invalidità, perché a volte accade che i soggetti per miracolo guariscono cammin facendo. O la legge, l'articolo 32,7, conferisce alla pubblica amministrazione questo compito di controllare al momento dell'assunzione se il disabile appunto è ancora tale, se ancora permane lo stato di disabilità. Allora, detto questo, i tre percorsi di cui ho parlato prima, il meccanismo attraverso il concorso, le procedure concorsuali. L'articolo 7,2 della 68 rinvia all'articolo 35,1 lettera A del 165. Quindi in questo caso la norma generale, il 7,2, rinvia alla norma speciale riferita ai disabili ovviamente, il 35,1 lettera A. Allora, questa norma dice che i disabili hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso. Far capire questo a un pubblico amministratore, un pubblico funzionario, è un'opera abbastanza complicata. Che significa? Che hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo. Una cosa banale, che se io Comune di Taranto ho già tutta la quota coperta, cioè se devo avere alle mie dipendenze 30 disabili, cioè ne ho 30, è evidente che posso bandire concorsi senza la quota di riserva, perché la quota di riserva è già coperta. Il disabile può partecipare a quel concorso, ma non da disabile, da concorrente qualunque. Quindi la riserva gioca nei limiti, entro i limiti della quota d'obbligo. 1. 2, massimo 50% dei posti messi a concorso, perché tutti sanno che nei concorsi pubblici almeno la metà dei posti messi a concorso deve essere destinata a soggetti che partecipano dall'esterno alla procedura concorsuale. Quindi se una PA è coperta non c'è obbligo di riserva, se non è scoperta deve riservare entro i limiti della quota d'obbligo e comunque non oltre il 50% dei posti messi a concorso. E lì si pone una domanda: se io bandisco il concorso per un solo posto, in quel caso il posto spetta al disabile. Cioè non è possibile salomonicamente dividere il posto in due. Se l'amministrazione bandisce un concorso e ha una scopertura e il bando di concorso per un solo posto, quel posto spetta al disabile. Un problema che si è posto nell'ambito della giurisprudenza amministrativa è la mancata previsione nel bando della quota di riserva. Quindi che cosa accade se la pubblica amministrazione, scorda ciò, non prevede nel bando la quota di riserva? E lì la giurisprudenza amministrativa dice che la riserva opera a prescindere dalla previsione del bando. Quindi anche se il bando non lo prevede, ma un disabile o due disabili o quelli che partecipano al concorso avranno diritto al posto riservato, sempre nei limiti della quota d'obbligo, anche se nel bando non compariva l'indicazione della quota di riserva. Allora, direi che questa è la regola fondamentale. Vi ricordo soltanto che nell'articolo 16 della legge 68 si prevede che proprio per la copertura della quota d'obbligo possono essere assunti anche i soggetti idonei, non vincitori del concorso. Quindi se ci sono dei disabili idonei e la pubblica amministrazione ha una scopertura, può attingere alla graduatoria assumendo l'idoneo al fine appunto di coprire la quota d'obbligo.
E questo per grosse linee è il discorso sulle procedure concorsuali. Secondo canale, l'assunzione con la richiesta numerica. Allora, Angela ha detto prima, per le pubbliche amministrazioni, facendo un parallelo con i datori di lavoro privati, non esiste richiesta nominativa, salvo che non si tratti dei superstiti di particolari categorie di soggetti ai quali Angela ha fatto abbondante richiamo, abbondante riferimento, quindi criminalità organizzata, terrorismo. Adesso non mi dilungo su questo aspetto, lo ha esaurientemente trattato Angela. Quindi, mentre nell'impiego privato la regola è diventata la richiesta nominativa, nell'impiego pubblico, per motivi che è quasi banale evidenziare, la regola generale è la richiesta numerica. Però, ecco il punto, come avviene l'assunzione con richiesta numerica? Avviene con un meccanismo che non è dissimile, anzi proprio la direttiva 1/2019 lo richiama, che è l'articolo 16 della legge 56 del 1987. Questa norma, nota alle pubbliche amministrazioni, prevede la possibilità di assumere senza fare concorso i soggetti iscritti nelle liste ex articolo 16 attraverso il meccanismo che noi abbiamo etichettato l'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni. Come funziona? Devo assumere 4 becchini, 2 custodi del cimitero, voglio andare su Allegro stasera. Sono figure per le quali il titolo di studio è quello della scuola dell'obbligo, qui non c'è l'obbligo del concorso. Chiedo al centro per l'impiego di avviarmi il doppio del numero dei posti che devo coprire, qui devo assumere 4 becchini e 2 custodi 6, chiedo al centro per l'impiego di avviarmi 12 lavoratori iscritti nell'elenco, secondo l'ordine di collocazione in quell'elenco, e poi attraverso una verifica di mera idoneità alla mansioni, che non è una valutazione comparativa, non è un concorso, assumo 6 di quei 12. Questo meccanismo viene utilizzato pari pari per il collocamento dei disabili. Devo coprire 4 posti che non richiedono scuola più della scuola dell'obbligo, chiedo al centro per l'impiego, alla provincia, di avviarmi 8 lavoratori iscritti negli elenchi provinciali e attraverso una mera verifica dell'idoneità di quei soggetti assumerò 4. Quindi il meccanismo è perfettamente identico a quello previsto dall'articolo 16 della legge 56 del 1987. Ovviamente lo posso fare anche attraverso una convenzione. Le convenzioni, ne ha parlato Angelo, sono disciplinate dall'articolo 11. C'è un problema però, che il provvedimento previsto nell'articolo 11, che doveva dare le linee guida alle pubbliche amministrazioni per utilizzare lo strumento convenzionale, non sono state mai emanate. Sono passati appunto 20 anni e anche più dall'emanazione della legge 68, questa direttiva non c'è, salvo quella che adesso vi citerò per quanto riguarda appunto i tirocini. Quindi dovrei utilizzare la convenzione, diciamo, la utilizzo, ma non la utilizzo per questo fine, ma per i tirocini. Per questo fine utilizzo il meccanismo dell'articolo 16 della legge 56, però state attenti, non nel senso che chiedo l'avviamento dei soggetti iscritti nelle liste ex articolo 16, utilizzo il meccanismo ma attingendo alle liste provinciali nelle quali sono iscritti appunto i lavoratori disabili. E diciamo che la richiesta numerica è la regola per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, articolo 35,2 del 165, e la richiesta di avviamento la posso fare con una richiesta normale, ma che le pubbliche amministrazioni sappiano che quando io invio il prospetto informativo annuale, se sono scoperto di unità protette, l'invio del prospetto informativo vale richiesta di avviamento. Quindi se il pubblico funzionario cade al pelo a dire ma io non ho mai fatto la richiesta, la domanda è: hai mandato il prospetto informativo annuale? Sì, bene, la legge dice che in caso di scopertura il prospetto informativo annuale equivale a richiesta di avviamento. E allora si fa una selezione entro 45 giorni dall'avviamento e poi la pubblica amministrazione ha 5 giorni di tempo
per comunicare ai soggetti selezionati, non con una valutazione comparativa, si tratta di una mera selezione per verificare se i soggetti sono idonei a ricoprire i posti per i quali vengono assunti. Entro 5 giorni si comunica ai soggetti selezionati la loro assunzione. Il terzo canale, mi avvio, anch'io sono arrivato, sono 17, qualche minuto ancora, è appunto la convenzione di tirocinio. Allora, la norma che disciplina la convenzione di tirocinio è l'articolo 39 della 165. L'articolo 39 della 165 vi segnalo che è una norma che ha un titolo non molto chiaro. Il titolo è Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette. Cioè, se questo l'avesse scritto un nostro studente l'avremmo bocciato, oppure l'avremmo preso a calcio. Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette. Abbiate pazienza, perdonate loro, non fanno quel che fanno. È una norma che disciplina l'ipotesi di stipulare una convenzione per realizzare un inserimento nella pubblica amministrazione attraverso il tirocinio. Allora, l'attuazione di questa norma doveva avvenire attraverso l'emanazione di una delle famose linee guida. Le linee guida sono state emanate come sempre e ci ha pensato la Conferenza Unificata Stato-Regioni ad adottare un provvedimento il 16 novembre del 2006 che disciplina questo istituto. Allora, prima di illustrarvelo molto velocemente, vi dico che questo istituto, per chi abbia ovviamente competenze in tema di impiego pubblico, fa venire alla mente, sapete cosa? I corsi concorso per le assunzioni dei dirigenti. Non è il concorso per l'assunzione dei dirigenti, ma un percorso che per i dirigenti è un corso presso la scuola superiore della pubblica amministrazione, se ancora si chiama in questo modo. In questo caso è appunto un tirocinio che porta poi all'assunzione, all'inserimento nell'ambito della pubblica amministrazione. Qual è la particolarità di questo tirocinio? Ecco perché occorre la convenzione, che non riguarda soltanto i profili per i quali è sufficiente la scuola dell'obbligo, ma riguarda anche i profili per i quali, stando alla regola che vi ho detto prima, occorrerebbe espletare il concorso. Ecco la particolarità. Quindi, se a me la pubblica amministrazione dovesse dire voglio assumere i lavoratori disabili, ma non voglio fare il concorso, mi dire bene, fai una convenzione di tirocinio, perché tu attraverso la convenzione di tirocinio, se ovviamente il soggetto frequenta il tirocinio in maniera corretta, se l'obiettivo formativo viene realizzato, può essere poi assunto alle dipendenze della pubblica amministrazione, anche se appunto non è stato fatto un concorso vero e proprio. Tant'è vero che tutto ciò è vero, che la direttiva 1 dice alle pubbliche amministrazioni: state attenti, dovete strutturare la convenzione del percorso, usa questa espressione, in misura secondo criteri concorsuali. Non è un concorso, ma proprio perché può portare all'assunzione di soggetti con diploma o laurea, deve essere strutturata come se fosse un concorso. Ci sono delle percentuali, massimo il 30% della quota d'obbligo, scusate, minimo il 30%, massimo l'80%, il 40% di questi posti deve essere riservato ai soggetti gravi, quelli che hanno oltre il 60% di disabilità o quelli che hanno disabilità riconducibili alle tabelle annesse al testo unico delle pensioni di guerra, oppure i disabili psichici. Quindi è un percorso ibrido, non è né il concorso né l'avviamento a selezione, ma un meccanismo ibrido che però consente alla pubblica amministrazione di assumere anche soggetti che non sono soltanto destinati a posti per i quali è sufficiente la scuola dell'obbligo. Allora, diciamo che non aggiungerei altro a questo aspetto. Le sanzioni, ho già fatto un cenno, lo voglio ribadire. Allora, le sanzioni a carico del pubblico funzionario, del pubblico amministratore che viola gli obblighi della legge 68 non sono quelle economiche amministrative poste a carico dei datori di lavoro privati, quelle non si applicano alle pubbliche amministrazioni, ma si applicherà le sanzioni civili, penali e amministrative
a carico dei dipendenti pubblici che omettono di fare quello che dovrebbero fare. Per capirci, i numeri: 323 abuso, 328 cose penali, omissione di atti di ufficio. E a questo poi, alla sanzione a carico del funzionario pubblico che abbia omesso di adempiere agli obblighi del 68, si aggiunge poi l'eventuale iniziativa giudiziaria da parte del disabile che avrebbe dovuto essere assunto e per inadempienza della pubblica amministrazione non è stato assunto. Allora completo il mio intervento, altri 2 minuti, con il quarto profilo, l'ho chiamato de iure condendo, anche se è un'espressione proprio che ho utilizzato. Allora, la legge 22 dicembre 2021, numero 227, è uno dei provvedimenti legislativi di corredo della legge finanziaria 234 per l'attuazione del PNRR. È un provvedimento interessante, cita tutte le fonti internazionali in tema di disabilità, la Convenzione ONU, la direttiva dell'Unione Europea, fissa gli obiettivi che la legge si prefigge, quindi garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, realizzare effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni e dei trasferimenti finanziari, promuovere l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su basi di pari opportunità con gli altri. Allora, stiamo attenti, non è una legge immediatamente applicabile, è una legge delega, quindi, come dire, per poter vedere la luce del sole dovremo aspettare un bel periodo, perché la delega ha un esercizio di 20 mesi, quindi la delega scadrà il 31 agosto del 2023. Questo è un po' il trucco a frega compagni: adotto la legge delega, lo scioglimento delle Camere interverrà prima, quindi è probabile, anzi certo, che chi è chiamato a dare azione alla delega non è lo stesso soggetto che l'ha adottata. Però io nel frattempo sto a posto, ho adottato la legge delega. E bisogna un po' districarsi nell'interno della legge delega, perché all'articolo 2, dove sono dettati i criteri, sono enunciati 8 criteri e 43 sottonumeri, quindi è impossibile sintetizzarlo. Quindi se noi consideriamo non i criteri ma i sottonumeri all'interno dei criteri, arriviamo a 50 criteri direttivi. La sintesi è di una battuta, è sostanzialmente una revisione della legge 104 del 92. Quindi non è una legge lavoristica, cioè non si occupa soltanto del profilo lavoristico, anzi devo dire che il profilo lavoristico forse è quello meno interessato. È una legge che si occupa di tutto il pianeta disabilità, di tutte le esigenze del disabile, e come dissi quando ho commentato la legge 104, che lo accompagna dalla culla alla tomba. Ovviamente chi dovrà dare attuazione alla legge 227 dovrà faticare, perché appunto le modifiche, le novità sono cospicue, però ecco, se qualcuno sarà in grado di dare attuazione a questa legge, probabilmente si sarà fatto un grosso passo avanti per garantire pari opportunità ai disabili. Mi fermo qua, grazie. E passo la parola al professor Caffè. Grazie professor Garofalo, buonasera a tutti. Mi scuso per il ritardo nel collegamento, ma purtroppo ero impegnato poco prima in un'altra iniziativa nella quale ho fatto un'altra relazione, un altro intervento. Allora, insomma, visto il tempo a disposizione, il mio intervento va un po' a completare le relazioni fatte dalla professoressa Riccardi e dal professor Garofalo per un profilo che è quello delle preferenze, sempre nell'accesso al pubblico impiego ovviamente. E però poi in realtà un'altra parte, una seconda parte forse un po' più come dire, un po' fuori, no? In parte dai ragionamenti legati alle quote di riserva, alle preferenze o comunque alle assunzioni di categorie di soggetti particolari, e che riguarda invece la possibilità di individuare all'interno delle norme che regolano l'accesso al pubblico impiego una sorta di principio che in qualche modo tuteli e forse, se vogliamo, dia effettività, al di là appunto delle enunciazioni di principio, alla parità di genere.
Da questo punto di vista, ecco, partirei però, per ragioni di continuità, insomma, con le relazioni che mi hanno preceduto, dal profilo appunto delle preferenze. La norma, diciamo, che regola questo aspetto è contenuta nel DPR 487 del 94, è l'articolo 5. Si tratta ovviamente di una disposizione, insomma, è abbastanza risalente nel tempo, insomma, ha quasi 30 anni di vita, sebbene appunto, diciamo, poi insieme ad altre norme è stata rimaneggiato, ma che in realtà fissa innanzitutto, diciamo, un principio, cioè nel senso che riconosce sostanzialmente a parità di titoli e a parità di punteggio dei canali preferenziali a delle categorie di soggetti che per qualche ragione, a vario titolo, insomma, vengono considerati dall'ordinamento meritevoli di una particolare tutela o di qualche particolare privilegio appunto nell'accesso all'impiego pubblico. È ovvio che quando parliamo di preferenze parliamo di un meccanismo, come dire, di un canale di accesso al pubblico impiego che si inserisce all'interno di procedure selettive e che però differisce dai meccanismi di riserva, perché mentre appunto nelle riserve noi stabiliamo, diciamo, individuiamo il bando di concorso, meglio individua o la legge, insomma, a seconda dei casi, una quota, no, di assunzioni da effettuare e appunto da riservare a determinate categorie, come abbiamo visto appunto si è parlato dei disabili e delle altre categorie di cui all'articolo 18,2 della legge 68, con i meccanismi, con i canali, diciamo, con i criteri preferenziali invece si stabilisce sostanzialmente una sorta di scala di priorità rispetto a certe categorie, anch'esse meritevoli di tutela, ma per le quali appunto o non sono previste riserve, o se sono previste riserve, in ogni caso, diciamo, le riserve, all'interno delle riserve si prevede appunto che ci siano dei criteri di scelta preferenziale a parità di punteggio e di titoli. Questi criteri sono dettati sono contenuti nel comma 4 dell'articolo 5 del DPR 487 del 94, non li vado ad elencare perché sono tantissimi, e però ecco diciamo un'ipotesi di cui poi al quinto comma si occupa il legislatore è quella in cui, nonostante l'applicazione di questi criteri contenuti nel comma 4 dell'articolo 5 del DPR 487, ci fosse ancora, permanesse ancora parità di merito e di titoli, vengono individuati una serie di criteri residuali, che sono quello del numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il soggetto sia coniugato, dall'aver prestato lodevole servizio nelle pubbliche amministrazioni e recita ancora l'ultimo punto, la lettera C, dalla maggiore età. In realtà questo criterio della maggiore età oggi non può più essere considerato valido, perché in realtà è stato sostituito da quello della preferenza per il soggetto, diciamo, in età più giovane, e per un fatto ovviamente insomma, evidente come dire, di ragionevolezza, perché l'investimento che la pubblica amministrazione lo fa ovviamente, ed è più conveniente farlo su un soggetto, diciamo, che ha davanti a sé una carriera lavorativa più lunga, perché ha più possibilità di sviluppo, di progressione, di crescita e quindi, diciamo, comunque anche di permanenza all'interno dell'ente. Ecco, diciamo, sui meccanismi attraverso i quali far valere questi criteri preferenziali, in genere i bandi di concorso specificano ovviamente che i candidati che intendono farli valere devono naturalmente dichiararli in sede di presentazione della domanda. Però in realtà una recente decisione del TAR Campania, relativamente recente, insomma, comunque di agosto del 2020, ha affermato, diciamo, che quando anche questi titoli non fossero dichiarati all'atto della presentazione della domanda, purché siano posseduti comunque al momento appunto della presentazione della domanda e purché dimostrati poi eventualmente all'esito positivo, diciamo, delle prove di selezione, potranno essere fatti valere ugualmente dal candidato. E
Detto questo, direi che non ho molto altro da aggiungere, insomma, su una materia nella quale appunto l'elencazione contenuta nella disposizione regolamentare di fatto stabilisce già di per sé quali sono le priorità e l'applicazione appunto di questi criteri. Decisamente invece come dire, più interessante a me pare un possibile ragionamento sull'individuazione di meccanismi e di misure attraverso le quali dare effettività al principio di parità di genere nell'accesso al pubblico impiego. Ora, premesso che qui parliamo sostanzialmente, insomma, entriamo in un ambito abbastanza delicato che è quello del diritto antidiscriminatorio e che nel nostro ordinamento conosce infinite enunciazioni, a cominciare naturalmente dall'articolo 3 della Costituzione. Però, ecco, circoscrivendo il campo, insomma, di analisi alla materia che ci interessa più da vicino in questa sede, direi che sicuramente il primo principio di riferimento importante è l'articolo 51 della Costituzione nel testo modificato dalla legge costituzionale numero 1 del 2003. Legge costituzionale che appunto ha aggiunto un secondo periodo al primo comma dell'articolo 51, stabilendo che ovviamente tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive e che comunque è compito della Repubblica promuovere con appositi provvedimenti la pari opportunità tra uomini e donne. Questo principio, ecco, che è un principio fondamentale su cui si fonda poi tutta la legislazione che in realtà oggi garantisce la parità di opportunità e la parità di genere nell'accesso all'occupazione, nell'accesso al lavoro, è un principio che ha avuto oltretutto, come dire, maggiore risonanza soprattutto per quanto concerne come dire, la formazione delle liste elettorali e quindi sostanzialmente la partecipazione alla composizione, diciamo, delle liste elettorali ai fini dell'elezione negli organi collegiali, quindi a livello di regioni, Parlamento europeo, ma anche a livello di enti locali. Ed è un ambito che ovviamente non ci interessa da vicino. Tornerò però su questo principio più avanti, parlando invece di un altro profilo che è contenuto ed è regolato dall'articolo 57 del testo unico sul pubblico impiego, cioè vale a dire la composizione del comitato unico di garanzia, nonché la composizione delle commissioni di concorso. Nel testo unico che regola il pubblico impiego, in realtà le norme che garantiscono e che enunciano la parità di genere sono numerose, ce ne sono diverse. Ne abbiamo la prima, per esempio, diciamo già nell'articolo 1, no? al comma 1, alla lettera C, dove in realtà viene appunto garantito la parità di sviluppo professionale nella gestione delle risorse umane, viene garantita la parità di genere nella gestione delle risorse umane e quindi anche nelle possibilità di progressione di carriera e di sviluppo professionale. Lo stesso dicasi per esempio per l'articolo 7,1 dove oltre a garantire la parità e la pari opportunità si pone un divieto di discriminazione fondato tra i vari fattori di rischio anche sul genere e tra i vari profili naturalmente della gestione dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego anche con riferimento alla fase, diciamo al momento dell'accesso. Stessa cosa naturalmente per quanto concerne per esempio il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale, dove l'articolo 19 richiama espressamente, no, il principio stabilito dall'articolo 7. E ancora poi per quanto riguarda invece l'accesso, come dire, alle aree, diciamo tra virgolette funzionali, l'articolo 35 al comma 3 nell'individuare i criteri a cui devono conformarsi le procedure selettive, tra l'altro naturalmente individua anche quello della parità di genere. E poi ancora l'articolo 57. L'articolo 57, come vi ho già anticipato, è una disposizione che regola appunto la composizione di questo organismo
Comitato Unico di Garanzia. Non mi soffermerò su questo, mi soffermerò invece su un altro profilo molto interessante regolato dalla stessa disposizione, che è appunto quello legato alla composizione delle commissioni di concorso. La composizione delle commissioni di concorso, per quanto riguarda appunto la composizione delle commissioni di concorso, si prevede che queste debbano essere costituite per almeno un terzo da donne, cioè deve essere garantita in questo modo, diciamo, quantomeno una rappresentanza minima all'interno della commissione. E peraltro si tratta di un obbligo per le pubbliche amministrazioni, che è anche pesantemente sanzionato, diciamo, sotto due profili, sia perché è previsto un adempimento di carattere informativo, cioè la composizione della commissione deve essere comunicata obbligatoriamente al consigliere o alla consigliera nazionale o regionale, a seconda dell'ambito territoriale di riferimento del concorso. E inoltre, diciamo, è sanzionata anche l'eventuale violazione del limite minimo di rappresentatività di genere, diciamo, all'interno della commissione, sia, diciamo, con delle misure specifiche, ma sia soprattutto, diciamo, ritenendo in tal caso responsabile il dirigente, appunto, chiedo scusa per il bisticcio di parola, responsabile del procedimento. Su questa norma è intervenuta nel 2005 una sentenza, diciamo, un'ordinanza in realtà della Corte Costituzionale, la numero 39, la quale, diciamo, adesso al di là del contenuto, insomma, dell'averne dichiarato comunque la legittimità costituzionale, però è un'ordinanza che contiene una serie di affermazioni di principio che in qualche modo possono aiutarci a capire se e in quale misura sarebbe eventualmente legittimo, per esempio, la previsione di canali preferenziali per l'accesso delle donne al pubblico impiego, addirittura, diciamo, quote di riserva, insomma, cose che ovviamente attualmente nello stato attuale non è prevista. Questa sentenza ovviamente fa leva sull'articolo 51 della Costituzione e soprattutto proprio su quel secondo periodo aggiunto al primo comma nel 2003, con il quale in realtà viene attribuito alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono poi la partecipazione effettiva, insomma, quindi la parità di genere tra uomini e donne nei processi decisionali e nelle istituzioni. È chiaro che si tratta, come dire, di un principio che è stato pensato prevalentemente con riferimento alla sottorappresentatività, diciamo, di cui purtroppo, diciamo, sono come dire, caratterizzati, da cui sono afflitti, insomma, diciamo, i nostri collegi, i nostri organismi, diciamo, collegiali di governo, no? I nostri organi collegiali di governo. Però è altrettanto vero che in questa ordinanza della Corte Costituzionale c'è anche un'altra affermazione di principio particolarmente significativa, e cioè che la legittimità della norma che disciplina, all'epoca era l'articolo 61 del decreto legislativo 29 del 93, oggi appunto è l'articolo 57, che disciplina la composizione delle commissioni, afferma la Corte Costituzionale, non va ad incidere sul diritto dei candidati di partecipare in condizioni egualitarie al concorso, ma incide semplicemente sulla composizione, diciamo, dell'organismo che andrà poi a effettuare le valutazioni. E questo, se da un lato, appunto, come dire, può essere considerato dunque questo meccanismo della composizione delle commissioni un meccanismo che in qualche modo rientra tra quelli previsti da quel secondo periodo dell'articolo 51 della Costituzione, e quindi uno strumento attraverso il quale dare effettività no, alla parità di genere, è altrettanto vero che però, se letto tra le righe, pone comunque un limite, e cioè la legittimità di meccanismi che in qualche modo
impongono o cercano, attraverso i quali si cerca di dare effettività alla parità di genere nell'accesso al lavoro, non possono mai in nessun caso evidentemente andare ad incidere sul diritto dei partecipanti di come dire, competere in condizioni, diciamo, egualitarie. Detto questo, e visto che insomma, diciamo, anche il tempo non è moltissimo a disposizione, nel corso degli anni poi diciamo, si sono susseguite tutta una serie di leggi che hanno regolato, come vi ho anticipato, la composizione delle liste elettorali presentate appunto per le elezioni dei rappresentanti negli organi collegiali di governo. E però, ecco, nel 2016 fa la compassa nell'ordinamento, nell'ambito del decreto legislativo che disciplina la gestione, diciamo, il funzionamento delle imprese, delle partecipate pubbliche, insomma, cioè il decreto legislativo 175, appunto. Lì si stabilisce un meccanismo, si introduce un meccanismo assai, cioè sostanzialmente identico a quello, o comunque abbastanza simile, diciamo, a quello previsto per la composizione delle commissioni di concorso, con il quale appunto si individua come misura minima di rappresentazione, diciamo, di genere, cioè nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore a 1/3 all'interno degli organi di amministrazione delle imprese partecipate pubbliche. Quindi innanzitutto non c'è un riferimento a un genere preciso, quindi e non potrebbe essere diversamente, ma soprattutto appunto come dire, riproduce quel meccanismo che era già previsto dall'articolo 57 del testo unico sul pubblico impiego per la composizione delle commissioni. Venendo, e salto insomma, diciamo, a pippare tutta una serie di cose per ragioni di tempo, venendo invece, ecco, insomma, a vicende un po' più recenti. Nel PNRR il riequilibrio, diciamo, delle disparità di genere costituisce un obiettivo trasversale rispetto, diciamo, ai 6 macro obiettivi individuati all'interno del piano. E nel cercare, voglio dire, di dare attuazione ed effettività, insomma, a questo obiettivo trasversale, ci sono stati una serie di interventi da parte del legislatore che, pur non riguardando, diciamo, direttamente il pubblico impiego, però in qualche modo riguardano, come dire, ambiti che sono adesso complementari, o comunque sono complementari, diciamo, e che coinvolgono in qualche modo le pubbliche amministrazioni. Innanzitutto, diciamo, vabbè, è stata modificata la norma sul rapporto sulla situazione di genere all'interno delle imprese, delle aziende, diciamo. E poi è stata introdotta la cosiddetta certificazione sulla parità di genere, con una norma ad hoc contenuta appunto nella legge 162 del 2021, quindi di novembre, di fine novembre, introducendo l'articolo 46 bis all'interno del codice delle pari opportunità. Ma una delle norme sicuramente più significative e che attraverso le quali in qualche modo quell'obiettivo, diciamo, trasversale di cui si fa menzione nella PNRR circa l'equilibrio delle disparità di genere è come dire, l'introduzione di una sorta di una nuova, la definirei in questo modo, clausola sociale, no? All'interno diciamo dei contratti pubblici, e cioè sostanzialmente è previsto l'obbligo non solo diciamo per l'offerente di presentare, quindi in sede di offerta, il rapporto sulla situazione di genere all'interno dell'azienda, ma è altresì previsto che le pubbliche amministrazioni, le stazioni appaltanti, in particolare nella elaborazione dei bandi, prevedano espressamente che almeno il 30% delle nuove assunzioni da effettuare per l'esecuzione, diciamo, dei progetti finanziati, diciamo, con fondi a carico del PNRR e per i quali appunto stanno concorrendo, riguardino appunto giovani e donne. E nel DPCM che è stato adottato il 7 dicembre
dello scorso anno, del 2021, in attuazione di questa disposizione. Peraltro si è previsto che diciamo, le percentuali del 30% tra giovani e donne sono cumulative, e quindi voglio dire, si tratta, è vero che è riferito alle nuove assunzioni, ma si tratta pur sempre di percentuali che vanno in qualche modo tenute separate. Non solo, sebbene diciamo poi a certe condizioni è possibile comunque, adesso non entro troppo nel dettaglio tecnico della questione, però è possibile che se un soggetto diciamo sia considerato al contempo giovane e donna, in realtà venga computato in ambedue insomma le quote. Ci sono poi delle ipotesi insomma in cui questo meccanismo è previsto non si applichi, e queste ipotesi, per evitare insomma libero arbitrio da parte delle stazioni appaltanti, sono stati come dire dettagliatamente individuate da questo DPCM del 7 dicembre del 2021. Da ultimo però, ed è questa a mio avviso la norma forse più significativa, nel decreto reclutamento, diciamo decreto legge numero 80 del 2021, era stato già previsto un meccanismo attraverso il quale in qualche modo garantire effettivamente la parità di partecipazione alle occasioni di lavoro che le nuove assunzioni che verranno fatte per dare attuazione al PNRR offriranno. In che modo? È prevista la possibilità, diciamo, per le amministrazioni di costituire degli elenchi di professionisti, divisi ovviamente per settori e per competenze professionali. Se ne occupa l'articolo 1 ai commi 5, 6 e 8 di questa possibilità, da cui poi le amministrazioni interessate a reperire professionalità non presenti ovviamente all'interno del proprio organico potranno attingere. Ebbene, nell'attingere però, nell'individuare poi i professionisti che intenderanno iscriversi in questi elenchi, le pubbliche amministrazioni dovranno effettuare delle selezioni, e nell'effettuare queste selezioni dovranno invitare almeno 4 persone, garantendo l'equilibrio tra i generi. Cioè, come dire, se i candidati sono 4, dovranno essere necessariamente 2 appartenenti, 2 per ogni genere. Il che, voglio dire, mi sembra fosse una norma particolarmente interessante, diciamo, sia per la novità, perché almeno diciamo per quanto mi riguarda non ritengo, insomma, non ho riscontrato l'esistenza di nulla, diciamo, di simile, insomma, in altri, almeno per quanto concerne la pubblica amministrazione, ma soprattutto perché credo che, proprio per quanto ho cercato insomma di illustrare in precedenza, al di là di meccanismi di questo tipo, cioè oltre questo limite credo non si possa andare, cioè non si potrà, almeno allo stato attuale, voglio dire, giungere a meccanismi che in qualche modo vadano direttamente ad incidere poi sull'esito delle selezioni. Io mi fermo qui, insomma vi ringrazio per l'attenzione. Grazie dottor Castro che ha chiuso in maniera mirabile questa giornata, che ha, come dire, rispettato le attese. Cioè, io personalmente ho imparato molto oggi, anche dal punto di vista pratico oltre che teorico. Prima di dire 2 cose devo ricordare, altrimenti vengo, come dire, punito, che online c'è il format per richiedere la certificazione di partecipazione, quindi chi insomma vuole l'attestato compili cortesemente il format. No, credo che sia emerso in maniera chiara quello che è lo stato dell'arte, la differenza tra settore privato e settore pubblico, come nel pubblico impiego non ci si possa nascondere dietro al non sapevo, non ho fatto. Quello che ha detto il professore Garofalo più volte è chiaro ed è, dire, emblematico, ma molte volte mi viene il dubbio che il pubblico funzionario faccia delle cose senza sapere di farle, cioè semplice obbligo informativo. E soprattutto credo che la centralità di un tema con importanza sempre crescente, quello degli accomodamenti ragionevoli, sicuramente anche il settore pubblico merita un approfondimento, diciamo così,
ulteriore. Certamente la cosa importante è la filosofia che è cambiata, e questo è emerso in maniera estremamente chiara nella prima relazione della collega Riccardi, cioè il fatto che si passa da una logica di adempitiva ad una logica di inserimento organico, in una logica di contemperamento di interessi. Questo è l'aspetto veramente, veramente nuovo, che dovrebbe portare a pensare al diversamente abile non soltanto come un costo. Dopodiché rimane un'altra pagina che sarebbe opportuno che a questo punto il legislatore scegliesse, della differenziazione tra categorie protette e non disabili, perdonatemi la semplificazione, e disabili, che non è sempre chiara agli interpreti, come dicevo in apertura. E importante da ultimo quello che ha detto il dottore Caffio sul tema e delle preferenze, soprattutto il tema della parità di genere. Adesso io non voglio, però il rapporto 2 a 2 o paritario, insomma, non vorrei attivare dei cortocircuiti, ok? Cioè, nel senso che differenziare non è per forza di cose discriminare, cioè bisognerebbe cercare in qualche misura di contemperare quelle che sono le diverse esigenze. Nell'ambito del reclutamento, l'ho già detto, che ha, diciamo, qualche cosa che forse meriterebbe o avrebbe meritato che sia preso diversamente, ma questo vuol dire al di fuori del tema preferenze e parità di genere. Lui ha richiamato anche il ruolo del CUG, che è un ruolo sicuramente, unica garanzia, che è un ruolo sicuramente importante, che però talvolta, proprio in queste materie tende più che a fare il proprio mestiere di CUG, il mestiere di un tavolo negoziale che si affianca a quello stabile, e questo certamente non è una logica funzionale alla tutela di quelli che sono gli interessi. Non ho null'altro da aggiungere, perché credo che le relazioni siano state tutte estremamente complete nella complessità del tema, perché il tema, vedete all'inizio, è apparentemente semplice, in realtà è oltremodo complesso. Non mi resta che ringraziare nuovamente, sempre nell'ora iniziale, professore Riccardi, professore Garofalo, professore Caffio, e vi do l'appuntamento alla prossima iniziativa. Grazie a tutti e buona serata.